Buongiorno, ma cosa abbiamo qui? Oggi abbiamo la grigliata classica che è vitello, mettiamo nella griglia, maiale, salsiccia, mangiabevi e agnellone. Vediamo. Io lo vado a tempo, però non guardate sempre l'orologio, basta un minuto per girarla e poi questa è la nostra bistecca, questa non la facciamo se no poi si assecca e non la perdiamo, è un peccato. Una cottura speciale questa. Questa è una cottura speciale, questa va dai 12 ai 14 minuti per cuocere questa bistecca e non va cotta nel primo grill ma nel secondo grill perché deve cuocere a bassa cottura. Stiamo utilizzando un grill con la brace. Un grill col carbone vivo, guarda, carbone vivo, grill con carbone vivo. Questo è tutto chiuso, c'è tutto un sistema, si può allargare la valvola e fa più forte, si chiude e cammina avanti. Siamo a 200, da 200 a 300 una cottura perfetta per la grigliata. La cottura è fondamentale. Molto fondamentale. Vediamo se è ora di girare la carne, ancora qualche minuto. La grigliata la facciamo sempre mista. La grigliata per me va mista, se no poi c'è arrosto di agnello, di salsiccia arrosto, facciamo sia la mista sia i pezzi singoli, o vitello arrosto, o agnellone arrosto, o c'è qualche cliente che ci chiede soltanto salsiccia e castrato. Diamo facoltà ai clienti, la nostra, quello che abbiamo sul menù, è mista, è questa grigliata qua. Addirittura qua ancora ci manca un pezzo, però non c'è stato il tempo di prepararlo, che è la polpetta con la tavola, il classico salsiccione, però non c'è stato il tempo di prepararlo. O meglio, ho fatto un errore io, mi correggo, il chef mi corregge. Ho fatto un errore, mi correggo. Che punto siamo? Siamo all'ora di girare la grigliata. Qualche minuto impiattiamo, chef. Mi serve una tiglia per pigliare la carne, perché poi impiattiamo la carne, poi la mettiamo nel piatto e facciamo la bolla. C'è tanta passione. Questo ci vuole veramente passione, perché quando si lavora a un certo ritmo qua, la temperatura sale, ci vuole passione. Tutta secondo me, ok. Vabbè, vedi pure con questo. Lei ha iniziato da piccolo a entrare in questo mondo della carne. Ma guarda, io già a 5 anni ero con mio padre in macelleria, per cui poi andavo spesso in campagna pure da solo e mi dovevo cucinare, per cui un piatto semplice è sempre fare la grigliata, perché in campagna la cosa più semplice è fare una cosa sul fuoco, perché il fuoco c'è sempre. E qui con questa cottura manteniamo il sapore di una volta. Con questa cottura abbiamo il sapore di una volta. Chef, ci penso da impiattare o ci Già è penso io? pronto, ti impiattiamo. Dai, vai, prego a te. Nel frattempo Perché che lo chef impiatta, lei ci spieghi cosa abbiamo. Quindi. Allora, questo questo è castrato. il castrato, sarebbe un agnello di qualche 8 9 mesi, mesi, sì, 8-9 esatto. mesi. Questo è il Questo è il maiale, maiale, questo è il nostro mangiabevi, che il mangiabevi è la mangiabevi. cipolletta che abbiamo visto prima con la pancetta del maiale. E questo è la Questo è trinca di che il vitello. signor Giannoni non gli ha voluto rispettare, è troppo esagerato. Manco sollievo però, dai, non ben bene. Grazie allo chef che ci ha aiutato. Questo è il nostro piatto, la nostra grigliata. Teniamo conto che c'è circa 600 grammi di carne in questo piatto. Poi va pure Aspetta che dobbiamo fare l'ultimo taglio. il ritocco. Quindi come completiamo? Appestato. Per una appassita. Un po' di sale grosso. Un po' di sale grosso E poi chi il vuole piatto è mettere il servito. limone. Poi chi vuole mettere il limone? Dai, Quindi a fine cottura aggiungiamo il sale grosso. sale grosso, sì. Il piatto è servito.